Buon pomeriggio, benvenuti in corsia. Oggi è il 4 marzo, giornata mondiale dell'obesità e noi, guarda caso, avevamo invitato la dottoressa Chiropita Curti, benvenuta nei nostri studi, bentornata anzi nei nostri studi, sì, che è geriatra e nutrizionista. Sì. Quindi oggi affronteremo questo argomento molto ampio, però cercheremo di essere schematici e sintetici anche con l'aiuto di alcune slide che ha a disposizione la dottoressa Curti, che sono sul nostro touchscreen, per parlare della obesità come patologia, come malattia. Quindi non bisogna, diceva, colpevolizzare chi ha questo problema, ma cercare di risolverlo con una nutrizione giusta. Approfittiamo delle slide per anticipare quello che abbiamo detto prima con il direttore all'ingresso. Si tratta di una pandemia, cioè significa che tutto il mondo purtroppo ne è colpito ed è causa, dottore Pasqua, del 13% della mortalità, indipendente dalle altre cause. Poi noi abbiamo diciamo, la sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità che ci mostra, come gli ascoltatori stanno leggendo, che il 50% delle persone adulte, evidenziato il sistema PASSI, è diciamo, affetto, stiamo parlando di 17 milioni di persone che vivono nel nostro paese, che è affetto da eccesso ponderale, di cui il 40% è in sovrappeso, l'11%, quindi 4 milioni, obeso, quindi con un BMI superiore diciamo, al 30 di indice di massa corporea. I bambini, l'obesità è stata riconosciuta malattia, ora la definiremo in quanto tale per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, ma i bambini, i numeri purtroppo sono impressionanti, perché in Italia abbiamo il 19% di bambini in eccesso ponderale, quindi un peso eccessivo, e di questi quasi il 10% che sono veramente francamente obesi, quindi malati, no? Perché ormai è stata riconosciuta come malattia. E in Italia c'è anche, non c'è la slide, ma c'è una differenza regionale, cioè siamo divisi anche nelle patologie, perché il 34% siamo al terzo posto in questa classifica negativa, perché la Campania è al primo posto, poi c'è il Molise. Bravissimo. E poi ci siamo noi. E poi ci siamo noi purtroppo. Quindi guarda caso Bolzano 15,3%, Trento 16,5%. Sì. Introduciamo subito un consiglio: attività sportiva sicuramente. Certo, e poi guardi, non è un caso quello che ha detto Bolzano, perché anche la temperatura, come avremo modo di spiegarlo ai nostri telespettatori, perché oggi io, grazie a voi, vorrei lanciare dei messaggi partendo dal concetto che lei ha detto prima: non colpevolizziamo persone che soffrono di una malattia che ha una base genetica. Quindi Bolzano, perché uno degli elementi che attiva il metabolismo è il freddo, e quindi voglio dire hanno anche questo vantaggio, no? Chi vive in paesi più freddi. Ma cominciamo a seguire un filo logico. Perché malattia? Perché nel piano quest'anno da luglio è sempre stata considerata una malattia dal punto di vista scientifico, però non codificata come tale dal Ministero della Salute. È una malattia che ha un eccesso di tessuto adiposo. Attenzione a questo concetto sulla composizione corporea. Perché lo dico? Perché tante persone, ormai ho una casistica molto alta, lavoro da più di 30 anni e 20 solo sul metabolismo, sono molto concentrate sul concetto di obesità peso. Ecco, noi oggi dobbiamo insegnare a chi ci ascolta che il peso è un indicatore relativo. Certo. Le persone che hanno obesità si possono definire malate se hanno un'alterata composizione corporea, quindi una differenza tra massa grassa e massa magra, e un eccesso di grasso soprattutto viscerale e tanta infiammazione, perché oggi viene definita proprio dal Ministero della Salute malattia internistica, eziologia multifattoriale, base genetica, con dei fattori condizionanti ambientali, siamo noi l'ambiente, come mangiamo, come ci muoviamo, e anche psicologici, non da sottovalutare. Certo. Ma
perché l'attenzione? Perché siamo qui oggi e perché noi dobbiamo far capire che è una malattia? Perché, dottore Pasqua, è il portone di ingresso a malattie ancora più severe, come il diabete, tant'è che si parla di diabesità. Quando venni qua, concetto già se lo espresso, ricorda, sì. col dottore Urso parlammo di diabesità tante volte, proprio perché vanno insieme, sono molto correlate e c'è un meccanismo fisiopatogenetico molto chiaro, biochimico. Quindi diabete, il cancro. Come le dicevo prima, il 28 marzo col professore Capalbo noi faremo un convegno all'università, faccio un po' di pubblicità, nell'aula Caldora, proprio per chiarire il concetto di come molti tumori, tantissimi, si possono prevenire se noi imbavagliamo questa genetica, cioè se noi manteniamo una struttura corporea che ci impedisce di invecchiare e quindi di ammalarci, perché l'invecchiamento è proprio questa è la stadiazione, ma possiamo andare avanti. L'invecchiamento è proprio, eccolo qua. Ecco, causa-effetto. Esatto. Causa-effetto. In questi due schemi che ho letto stamattina, quando li ha girati, ci sono delle patologie che portano all'invecchiamento e l'invecchiamento che porta alle patologie. Bravissimo, infatti io non a caso ho impostato, diciamo, in questo modo, perché io sono molto contenta di essere geriatra, perché la geriatria è una disciplina della medicina che studia i processi di invecchiamento e oggi c'è molta attenzione, sa dottore, anche a livello della lotta all'ageismo, questo senso negativo che si dà all'invecchiamento. E si parla di longevità consapevole, cioè invecchiare però mantenendoci sani. È un dovere che dobbiamo a noi stessi e anche allo Stato, visto che stiamo fabbricando malati. Però il processo è bidirezionale. Le persone che hanno l'obesità e quindi anche i bambini in realtà hanno un'età biologica che non corrisponde al vero, perché dentro hanno un'infiammazione che, per far capire, è come il braciere delle nonne. Cioè a cascata, ci dovrebbe essere anche qui una slide molto bella che possiamo far vedere, se la vedo gliela faccio, eccola qua. L'infiammazione cronica che determina il grasso viscerale a sua volta determina questa cascata, è un ingranaggio dove oggi che siamo all'interno delle scienze omiche, queste nuove scienze, nutrigenetica, nutrigenomica, microbiota, che ha dato proprio veramente una volta diverso, bravo, una svolta diversa e un volto diverso alla medicina, che noi veniamo dall'esperienza, dalla statistica, dall'osservazione, oggi siamo nella medicina di precisione. Come legge qui, quando si vede alteriamo il microbiota, quando non ci muoviamo, quando siamo obesi, noi invecchiamo dentro perché ci infiammiamo e queste proteine infiammatorie vanno ad alterare dei recettori nucleari, cioè noi decidiamo il nostro destino metabolico nell'espressione della malattia. A volte quando faccio lezione a qualche studente dico sempre: pensate che il codice genetico è come uno strumento musicale. Quando noi abbiamo un pianoforte a casa, ognuno di noi sceglie lo spartito e quindi suona la sua musica. Ecco, il codice genetico è quello. Noi possiamo esprimere un suono di salute o esprimere obesità, diabete, tumori, a secondo dell'informazione genica. E questo è riconosciuto proprio nei meccanismi biochimici di precisione, gruppi metilici, istioni. È un mondo molto affascinante su questo. Un'altra slide che mi ha affascinato è quella di questo albero, sì, con le cause dell'obesità. Certo, questo rappresenta molto diciamo, la diagnosi che prima abbiamo detto a voce. Ricordatevi che è una malattia internistica su base genetica, infatti c'è indicato gli fattori genetici, ma anche fattori ambientali, quindi ecco questo suono che noi decidiamo di far emettere al nostro codice genetico con le informazioni che gli diamo, come mangiamo, quanto ci muoviamo, se siamo stressati, se non dormiamo, se ci infettiamo con virus, sono tutte le informazioni che arrivano al nostro codice genetico. Molte le ereditiamo, qui leggerà per esempio l'ovaio policistico, una sindrome molto comune con le ragazze.
E a me piace oggi dare queste informazioni perché io vedo tanti giovani, ma anche persone adulte che arrivano a chiedermi aiuto dicendo: lei è l'ultima spiaggia. Dico no, non è possibile, non è l'ultima spiaggia, non vi dovete colpevolizzare perché ci sono le cause che hanno determinato questa espressione fenotipica, cioè diciamo l'espressione della malattia. Non diagnosticarle in tempo significa non prevenire l'insorgenza della malattia, anche disturbi psichici. E con l'aspetto psicologico, con i disturbi dell'umore e dell'ansia, e poi l'iperfagia, il disturbo da alimentazione incontrollata. Esattamente, ma anche se i disturbi, diciamo, chiaramente noi abbiamo delle aree del nostro cervello che regolano le emozioni e quindi quando il piacere del cibo è da sempre una consolazione, quindi molte persone, diciamo, si rivolgono a quel meccanismo di compenso per sedare dei meccanismi di ansia. Però ci sono anche delle condizioni che portano un'iperfagia, cioè un aumento di fame legato agli ormoni. Guardi che noi, dottore, dobbiamo far capire alle persone che non siamo liberi dal punto di vista spesso dei comportamenti, siamo mediati da ormoni, da neurotrasmettitori e anche proprio nella fisiopatogenesi, cioè in quello che accade nella genetica, noi abbiamo la gestione diciamo, di questo organo endocrino che è il grasso in eccesso, che produce delle citochine infiammatorie. Quando produce queste citochine infiammatorie hanno un asse diretto intestino-cervello, quindi molti comportamenti, e questo è importante sottolinearlo anche per chi ha una fame da ipoglicemia dovuta all'insulina. Cioè l'insulina è l'ormone che regola l'ingresso del glucosio nella cellula. Quando questo è impedito per le proteine infiammatorie, le persone, diciamo, si trovano ad avere cali di zucchero nel sangue perché l'insulina deposita quello zucchero. E lì nel grasso viscerale e lì si innesca tutta una cascata di meccanismi biochimici che porta il soggetto ad ingrassare, a ridurre il magro. Sono dei meccanismi di compenso metabolici perché la cellula non pensa, cerca di sopravvivere e quindi queste persone, loro malgrado, si trovano a vivere una patologia però senza conoscere alla base il meccanismo fisiopatogenetico. Quindi è importante sottolineare questo concetto che quando aumentiamo il grasso viscerale, noi aumentiamo, ecco qui, passiamo da una condizione di tessuto adiposo magro a tessuto adiposo obeso, infiammato. Citochine infiammatorie influenzano questo ormone determinante che tra l'altro quando è alto nel sangue è un ormone cancerogeno, quindi va assolutamente corretto perché tenuto sotto controllo. Assolutamente, sì. Quindi da qui poi si scatena, diciamo, tutto il processo fisiopatogenetico, quindi credo che fino adesso i concetti che abbiamo espresso sono questi. Le persone ereditano la tendenza all'obesità. La variabilità dipende dal fatto che ognuno di noi è diverso come codice genetico, anche se noi ereditiamo metà cromosoma da papà, metà da mamma, e poi questo codice genetico del mitocondrio che è l'organello che gestisce l'energia, materno, solo materno. Però ognuno di noi esprime poi l'espressione dell'influenza ambientale sulla base anche della velocità metabolica. Quindi in condizioni di ambiente uguale, per dire, ci sono persone che possono più facilmente ingrassare e altre no, a secondo della condizione genetica, certo, quindi questo è importante. C'è una domanda da casa: salve, una delucidazione, sono affetto da obesità di grado notevole, ho 72 anni, ho superato l'età per sottopormi ad un intervento di chirurgia bariatrica? Sì. Qui ci vorrebbe il mio collega Carlo Chiodo, però comunque la risposta è sì, sono i 60 anni più o meno il limite adesso, d'età, oltre che dei criteri legati all'indice di massa corporea e alla presenza di comorbidità. Ci sarebbe rientrato probabilmente, ma l'età è un determinante.
così come si è abbassata per esempio per i ragazzi sui 16 anni, però anche se l'età geriatrica oggi non esiste, nel senso che è legata molto alla composizione corporea, però ci sono ancora queste linee guida a cui dover fare riferimento. Quindi noi avremo martedì prossimo il dottore dottor Carlo Chiodo. Assolutamente. E quindi affronteremo anche il discorso della chirurgia bariatrica con lui. Chirurgia... So che collaborate perché certo, assolutamente. lei è in azienda ospedaliera come sì. Responsabile del servizio nutrizione clinica e artificiale. Sì, è vero, io mi occupo, ho iniziato prevalentemente con loro a occuparmi di chirurgia bariatrica, di questi grandi, di queste persone che sono affette da obesità con un peso, con un BMI superiore ai 30, oppure con l'obesità oggi della bariatrica riguarda, si può rivolgere anche a persone che non hanno questo indice di massa corporea così elevato, però diabetici, perché in realtà la scienza ha dimostrato che li aiuta. Però ricordo il mio primo servizio nel 2000 circa con il professor Rubino, certo. Poi la chirurgia bariatrica si è scoperto aveva questo effetto per curare il diabete, quindi togliere questo pezzo di intestino, ricordo vagamente, aiutava i recettori. Bravissimo, ma questo infatti è proprio, anche se devo chiarire una cosa, questo per chi ci ascolta, abbiamo detto nella definizione che è una malattia cronica recidivante, non c'è nessuna terapia definitiva che impedisca alla cellula di cercare di recuperare la massa grassa, quindi anche la bariatrica, tant'è che noi molto seriamente glielo diciamo, poi comunque gli consigliamo di fare dei follow up. E siamo una macchina biologica, quindi comunque dobbiamo sempre mettere diciamo in atto la sorveglianza. È un aiuto per arrivare a uno status da mantenere. È un'accelerazione, certo, comunque è un'accelerazione che aiuta perché stiamo parlando di condizione endocrina, di questo grasso che favorisce queste malattie che ora i nostri telespettatori hanno visto. Abbiamo parlato di insulina resistenza, infiammazione. Abbiamo parlato, in questa slide si vede la pioggia di questi acidi grassi e di come questo tessuto malato poi determina tutte queste condizioni, invecchiamento vascolare, tumori, favorisce anche le malattie metaboliche e tutte le patologie che sono a corollario della obesità. Quindi stiamo parlando di una patologia che merita rispetto negli approcci. Non per ultimo lì leggo la steatosi epatica. La steatosi epatica, lo sa dottore, è diventata proprio un'emergenza di trapianto epatico, metabolico, soprattutto negli Stati Uniti, ma noi ci stiamo avvicinando molto. E ritornando diciamo, al mantenimento, quello che fa diciamo, la differenza è proprio conoscere, ecco, la necessità di mantenere il peso. Le persone arrivano indipendentemente dal percorso, se solo di stile di vita, se con l'aiuto farmacologico, se e quindi anche psicologico, se con l'aiuto bariatrico, qualunque sia il percorso, la cellula ha memoria. E per evitare di recuperare bisogna sempre basarsi sul recupero della massa magra, cioè dimagrire non deve essere deperire. Noi dobbiamo mantenere il magro, questo muscolo che è il nostro come di cavaliere del re che ci permette di mantenere la salute e la longevità, e questo ci permette di non andare incontro con facilità al recupero, perché lei ha parlato prima di farmaci, ecco, il regain, cioè il recupero dopo anche la bariatrica, è legato agli ormoni. Oggi parliamo di microbiota, GLP-1, mi ha detto prima che la mia amica Angela Mazza è venuta a parlare il 18 marzo. Il 18, sì, ma tanto noi siamo un gruppo di amici. No, guarda caso abbiamo fatto il mese della prevenzione per la nutrizione. Ebbene, Angela sa benissimo che questi agonisti di questo ormone glucagon-like peptide, cosa fa? Diciamo, simula l'azione un po' dell'insulina e quindi riesce a compensare il danno tipico dell'obesità. Però nel regain si riduce.
e quindi le persone vanno incontro a un recupero, hanno quella fame di cui, esatto, quella fame di cui diceva lei, però che in realtà è una fame legata a un'alterazione ormonale, quindi questo lo devono capire, altrimenti si pesano, le domande sono sempre le stesse, ma non riesco a possibile che io mi vedo nei volumi però non perdo un chilo, ma in atto c'è una ristrutturazione interna, è questo che devono capire. Conta. Certo, l'obiettivo principale è recuperare la struttura e la composizione corporea e favorire la salute del microbiota, altrimenti il percorso non è assolutamente benefico. Mantenere la massa magra o incrementarla è difficile con l'età? Guardi, adesso le dico una cosa, diciamo, siccome in geriatria se lei chiede a un geriatra, diciamo come me, qual è l'età, le diranno che l'età non esiste, però è legata proprio, vediamo se qui, eccola qua, alla perdita di massa magra. Noi cominciamo a invecchiare dai 30 anni, più velocemente dai 40 perché inizia la menopausa e l'andropausa. Dai 50 poi. E si perde l'8% di massa magra ogni 10 anni, fisiologicamente, senza malattia. È ovvio che se noi vogliamo restare giovani biologicamente dobbiamo contenere questa massa magra. E qui vorrei darle questo concetto che sicuramente interesserà. La perdita di massa magra è una malattia, si chiama sarcopenia, viene dal greco sarxin, no? Carne. Però lo guardi, penso che stiano guardando, mi auguro a casa, benissimo. Vede, ha l'aspetto di un fuso. In realtà il muscolo non è depositato, non è statico nel nostro corpo, noi lo costruiamo e lo degradiamo momento per momento. La tela di Penelope. Cosa faceva Penelope? Costruiva e degradava. E noi fa lo stesso, quindi con le miochine e le miostatine. Il segreto della salute è il bilancio, l'equilibrio. Bravo, del turnover. Come facciamo noi a mantenere questo muscolo sano? Proteine per pasto, quindi soprattutto proteine magre, e poi il movimento. E terza cosa non di poco conto, ridurre le condizioni che creano infiammazione. Quindi non dobbiamo aumentare il grasso, non dobbiamo far aumentare questo tessuto al di là delle sue capacità contenitive, perché altrimenti si infiamma e noi invecchiamo e ci ammaliamo. Certo. Abbiamo visto anche la sarcopenia. La sarcopenia sì, è un cavallo di battaglia di noi geriatri. Crediamo nell'età biologica e non anagrafica, questo deve passare assolutamente come concetto. Dottoressa, c'è una domanda, poi forse andremo in pubblicità. Quali analisi del sangue occorre fare prima di iniziare un percorso di dimagrimento per soggetti con elevatissimo indice di massa corporea? Certo. Allora, avevo preparato una slide, se la vedo intanto glielo dico, perché sono degli esami del sangue e vorrei proprio porre l'accento sul concetto del prediabete. Vediamo se la riesco a trovare qui, ma credo che sia... Allora andiamo in pubblicità e poi la vediamo appena torniamo. Chiedo allo telespettatore di aspettare pochissimo, roba di 2 minuti, perché torniamo subito, fra poco. Faccio una domanda. Ancora in studio, siamo di nuovo in onda con In Corsia, seconda parte, con la dottoressa Achilopita Curti, che è geriatra e nutrizionista, abbiamo detto anche responsabile del servizio nutrizione clinica e artificiale dell'azienda ospedaliera di Cosenza. C'era una domanda da parte del nostro telespettatore che merita una risposta. Quali analisi del sangue occorre fare prima di iniziare un percorso di dimagrimento per soggetti con elevatissimo indice di massa corporea? Abbiamo trovato nella pausa la schermata giusta. Famosa. Sì, la schermata è giusto perché la possa leggere. E anche fotografare, come dicevo, esatto, magari, potrebbe essere utile. Perfetto. Allora, intanto prima degli esami, io consiglio sempre di fare un'anamnesi personale,
personale, familiare, alimentare, per valutare, diciamo, farmacologica, per valutare tutte le condizioni che possono favorire anche l'incremento di peso. Gli esami sono semplicissimi, si deve soprattutto fare un'analisi metabolica del metabolismo dei glucidi. Questa è un'occasione ghiotta per segnalare a tutti che il metabolismo degli zuccheri, quindi dei glucidi, non va studiato solo con la glicemia. Questo è un vecchio screening che sta diventando ora problematico, nel senso che quasi tutti gli obesi, il 99%, hanno questa insulinoresistenza, il che significa che la glicemia può essere bassa, però sotto cova già un'iperinsulinemia o un prediabete, quindi un killer che va a danneggiare l'endotelio vascolare, cioè la parete interna del vaso sanguigno. Quindi glicemia, emoglobina glicata, insulinemia, insieme all'assetto lipidico, trigliceridi, che spesso sono gli zuccheri trasformati in grasso nel sangue, colesterolo LDL, questo è determinante. Molte persone sono sottoposte, soprattutto su consiglio nostro di esperti e dei colleghi endocrinologi, a un esame che si chiama OGTT. Lo conoscono bene le donne in gravidanza perché è il test di carico di glucosio. Si beve lo sciroppo, sì, ok? la curva. La curva, quindi lo sa anche lei. Lo ricordo perché mia moglie l'ha fatta e quindi giusto. è abbastanza fastidioso. Un po' sì, però soprattutto ci dice la verità. Ci dice la verità e deve essere fatto, questo è proprio una preghiera, non soltanto con il dosaggio della glicemia, perché serve ad escludere il diabete, ma dell'insulina, perché è l'ormone killer che lavora sotto sotto. Quindi noi approfittiamo di questo test per fare dosaggio della glicemia e dell'insulinemia e scopriamo veramente come poter aiutare i nostri pazienti a sciogliere il grasso. Poi, dopo la valutazione metabolica epatica, i pazienti dovete fare un'ecografia epatica per vedere l'entità dell'assetosi, se ci sono calcoli. Si consiglia nelle grandi obesità una valutazione cardiologica. La polisonnografia, oggi c'è tutta una cultura scientifica, immagino abbiate avuto un pneumologo, quindi le OSAS, le apnee notturne che creano queste ipossie e danno vascolare. E poi diciamo l'endocrino, cioè la tiroide, che è la madre proprio del metabolismo cellulare, e non per ultimo le gonadi, perché testosterone in particolare viene spesso sottovalutato, ma è un ormone anabolico e si accompagna molto all'obesità sarcopenica, cioè a quei due fenomeni che abbiamo visto, troppo poco magro e troppo grasso. Le persone che hanno questi due fenomeni hanno praticamente un blocco metabolico e lì veramente non vedranno un chilo sulla bilancia perché è impossibile, c'è come dire, un metabolismo bloccato, è come se fosse un'azienda in default. La nostra cellula produce energia, quindi fosforo. E quando si trova in questa condizione, il magro, dico sempre io agli studenti, è come se fosse un conto corrente. Se noi abbiamo un conto corrente in fido bancario e chiediamo al direttore di banca di elargirci, diciamo, soldi, non lo farà mai. In questo caso il dispendio sarebbe il grasso. Quindi il grasso viene sequestrato per garantire le funzioni biologiche. Ecco perché in questa... Ma questo soggetto non dimagrisce, ma non ingrassa neanche, oppure... No, vive del volume corrente. Ne introduce 10 e lui 9 consuma e 1 deposita. È in blocco metabolico, si chiama blocco disfunzione mitocondriale, nella scienza si chiama inflessibilità metabolica, gridlock metabolico. Il mitocondrio è l'amministratore delegato della nostra cellula, quindi noi lo dobbiamo tenere molto, diciamo, in salute e quindi dargli la possibilità di lavorare. Ecco perché quegli esami che abbiamo fatto vedere al signore di prima sono determinanti per capire la funzione metabolica e poi tutta la valutazione deve mirare anche a capire come è strutturata la sua composizione corporea. E poi l'esame cardiaco per controllare che danni ha fatto? A parte quello, anche perché spesso nelle obesità comunque c'è diciamo, un cuore ingrandito, quindi è un cuore che è sottoposto comunque a uno sforzo,
Pensi, dottore, che noi parliamo di fenotipi dell'obesità, sono diversi fenotipi, no? Cioè l'espressione, quindi esiste il normopeso metabolicamente obeso, delle persone che non mangiano però tendono comunque ad ingrassare e su base genetica. Poi esiste il normopeso metabolicamente chiaramente sano, l'obeso metabolicamente sano e l'obeso metabolicamente obeso con la sindrome metabolica. Però in realtà anche diciamo, c'è da discutere sull'obeso metabolicamente sano, perché comunque questo grasso, se non altro, un problema a livello osteoarticolare lo dà. Quindi, anche nel lungo periodo magari, però. Certo, comunque loro hanno sempre, diciamo, delle difficoltà. Volevo vedere se c'era quell'immagine dell'obesità sarcopenica, ma la troveremo. Eccola qui. Ecco. Queste sono le due condizioni, i due fenomeni che sono legati. La sarcopenia, quando infatti queste persone, qualcuno si ritroverà sicuramente, si sentono particolarmente stanche, quindi hanno ridotta forza muscolare, ridotta performance fisica, camminare, insomma, e ridotta qualità e quantità muscolare. Quindi due condizioni purtroppo che non favoriscono salute. L'obesità del grasso e poi che portano a far ammalare questo organo importantissimo della composizione corporea. Domanda per le donne che sono in menopausa, ecco, problematica. Lo so. Allora, bisogna ricordare alle donne che noi entriamo in menopausa a 40 anni, menopausa di transizione, e quella riduzione di massa magra si accelera, ma quello che dobbiamo assolutamente, di cui dobbiamo tutelarci è l'apparato cardiovascolare, quindi ricordarci che perdere la protezione degli estrogeni ci predispone alle malattie cardiovascolari, e anche la bassa densità ossea. E proprio tutta la letteratura insegna che riducendo l'entità, la quantità di estrogeni nel sangue, noi più facilmente andiamo incontro all'osteopenia. Bene, questo veramente è facilmente controllabile con uno stile di vita corretto. Quindi mantenere lo stesso peso nel tempo si può, con la sorveglianza che sia un peso con adeguata massa magra. 7 giorni fa abbiamo parlato di osteoporosi e abbiamo dato un altro consiglio che diamo sempre ogni puntata, di non fumare, per esempio. Certo, Lo diciamo anche oggi. Quello, dottore, è un inquinante di quell'ingranaggio che abbiamo fatto vedere prima, no? Ce l'avranno con me tutte le case produttrici. Vediamo una telefonata abbiamo. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Morano. Salve. Può alzare la voce? Sì, e allora io apprezzo enormemente la esposizione della dottoressa Curti, che però diciamo si è attenuta giustamente a dei motivi prettamente, diciamo, scientifici, cioè medici. Il problema è che io penso che, diciamo, non si può chiedere alla gente, perché dobbiamo vederci pure perché succedono delle cose, cioè come mai i bambini del sud sono diciamo affetti quasi da obesità e quindi anche da diabete, per cui giustamente si chiama diabesity, e perché evidentemente ci sono dei fattori sociali. E noi sappiamo che la salute fondamentalmente è il risultato di alcuni fondamenti sociali, cioè non possiamo pensare in un ambiente in cui c'è carenza culturale, c'è carenza sociale, c'è carenza di prevenzione, la gente possa essere in grado di controllare come comportarsi, perché la gente non può prendersi delle responsabilità se non è in grado di controllare quello che le accade. Cioè qui ci sono delle responsabilità a livello sociale, cioè a livello nazionale, perché non si può lasciare il singolo cittadino che è bombardato. Sentite, in America le multinazionali
che indicano il cibo impiegano $10 per convincere la popolazione a comprare quel prodotto che ingrassa, logicamente fa male. Lo Stato sa quanto spende? $1. E quindi le persone sono vittime di questa situazione. Per cui diciamo che in fondo la salute è il risultato di alcuni fondamentali sociali. Ed è quello. Grazie, grazie al nostro telespettatore per questa riflessione. Grazie mille, grazie. Adesso diamo spazio anche agli altri e comunque la dottoressa un'osservazione condivisibile. Lui non lo conosco, però devo dire che ha anticipato un concetto delle società scientifiche internazionali, le 5C dell'obesità infantile, CEL, che sarebbe la genetica, child, bambino, quindi il comportamento del bambino, community, quindi cosa fa la comunità nel senso di famiglia, di ambiente, diciamo, intorno al bambino, la scuola anche, city, la città e cultura. Cioè, dove vive questo bambino, se la cultura è, diciamo, di un paese dove comunque si fa attività fisica, c'è una cultura positiva o anche no alimentare, è vero. È su queste 5C che bisogna lavorare. Però le noi, scuole esatto, però anche questa intervista un minimo di tentativo lo fa, di dare almeno un gancio di possibilità e di conforto a chi si trova con questa patologia e magari pensa che non ci possano essere delle soluzioni. Abbiamo parlato di osteoporosi, abbiamo parlato delle ossa, ho visto che diverse slide sono dedicate alla vitamina D. Assolutamente, grazie per questa domanda, perché la vitamina D è un ormone, non vedo l'ora che splenda il sole per... Però in realtà purtroppo non si illuda perché è troppo insufficiente, è pochissimo negli alimenti perché si trova in tracce nei formaggi, nei latticini ed è presente nel pesce grasso, in alimenti grassi che non abitualmente mangiamo. La produciamo con l'azione della luce, però la società di oggi non facilita e comunque è sequestrata nel grasso, quindi nell'obesità chiaramente si trova sempre. Però perché è necessaria? Come ha letto nelle slide, è un ormone che si cura, è la cura per la sarcopenia, perché è un ormone anabolico, quindi per noi geriatri lo usiamo come la sarcopenia, e poi importantissimo nell'osteoporosi sono 3 gli ormoni che regolano il metabolismo di calcio e fosforo, l'avrà detto il mio collega. Vitamina D assorbe il calcio dall'intestino. Quando è carente e questo meccanismo non avviene, per compensare la presenza di calcio nel sangue, le paratiroidi producono più paratormone, ma questo ormone, per mantenere il calcio nel sangue, lo ruba all'osso. Quindi noi ci troviamo in una pioggia di calcio nel sangue con l'osso demineralizzato e in più anche la perdita di fosfati, quindi si induce anche la litiasi renale. Quindi la vitamina D causa un iperparatiroidismo secondario ed predispone all'osteopenia. Dobbiamo assolutamente mantenerla, diciamo, nei range. E poi il caso della vitamina D, che scientificamente è del 2000, è correlato al tumore della mammella, perché ha un'azione anche sul sistema immunitario. Sto vedendo una schermata vitamina D e muscolo. Certo, sì, per questa tela di Penelope, come dico sempre io. Agisce sulle miochine. Il muscolo noi lo dobbiamo immaginare così, costruisce e degrada, costruisce e degrada. A secondo del bilancio, se prevale la degradazione per infiammazione, carenza di micronutrienti, purtroppo non solo la vitamina D ma anche altri, per esempio adesso va di moda, tra virgolette, dosare l'omocisteina finalmente. Questo è un reliquato positivo del post-Covid. L'omocisteina è un aminoacido solforoso, cioè ci dice quanto è stressato metabolicamente il nostro corpo, però è anche un indice della trombofilia ereditaria, cioè di un gene mutato che è l'MTHFR che ci induce verso le trombosi. Quindi non dobbiamo sottovalutare anche i micronutrienti, gli aminoacidi, perché sono determinanti nella struttura, diciamo, della nostra composizione corporea, hanno un ruolo.
Chi è a rischio di ipovitaminosi D? Altra Quasi schermata. tutti, quasi tutti, Con la nostra vita... soprattutto i bambini perché sono in crescita, quindi fino a una certa età si cresce, fino ai 21 anni normalmente, quindi ovviamente c'è più una mitosi cellulare. Ecco, questo vostro telespettatore mi ha dato un assist importante. Questa infiammazione, che adesso mi è venuta in mente, questa infiammazione riduce la capacità di rigenerarci. Avrà sentito parlare, dottore, della medicina rigenerativa, no? Che oggi è una delle scienze. Benissimo, noi ogni giorno perdiamo 70 miliardi di cellule, ma abbiamo la capacità di rigenerarle, soltanto che se abbiamo tanto grasso e quindi tanta perdita di acidi grassi, perché il grasso spillovera, si dice in inglese, no? Cioè, espelle questi acidi grassi. Che cosa accade? Che vanno ovunque, vanno nel muscolo, vanno nell'osso, vanno nel fegato e nel midollo. Il midollo osseo che da rosso diventa giallo e quello purtroppo fa ridurre molto la capacità rigenerativa delle nostre cellule, quindi anche questo è un effetto negativo della obesità. Assolutamente, ecco perché l'obesità deve acquistare questo significato, prenderci cura di noi, amarci per poterci curare e soprattutto seguire delle regole che non sono rigide. Poi magari questo ne parleremo nella seconda parte, cioè l'importante è seguire lo stile. Quando noi parliamo di stile non parliamo di rigidità. La rigidità chi la può tollerare per molto tempo? Invece noi lo dobbiamo acquisire per tutta la vita. È ovvio che lo stile, movimento ma non stress, mangiare sano ma non in modo militaresco, cioè ci deve essere la via di fuga. Oggi scherzavamo prima con vabbè carnevale, quindi ci sta anche la chiacchiera, no? È normale, però quella è l'eccezione che fa bene poi alla regola sana. Io penso che possiamo parlare perché siamo addirittura d'arrivo, chiudiamo alle 16, quindi è il momento di dare le regole. Diamo le regole però non rigide ma flessibili, come ci dice il nostro metabolismo. Allora, per quanto come si cura l'obesità? L'obesità, essendo una malattia a eziologia multifattoriale, ha chiaramente anche un ventaglio di cura. Quindi vediamo cosa ci dice, ecco qui, questa è una slide magari non bellissima, però dice un po' tutto. Le strategie terapeutiche, le diete. La dieta mediterranea, che non è nata per far dimagrire, come dicevamo prima, è lo spartito che fa suonare bene il nostro pianoforte, quindi il nostro codice genetico, per cui se vogliamo usarla come una dieta per dimagrire deve essere ipocalorica. Poi abbiamo strategie come la dieta chetogenica, le low carb. L'esercizio fisico non rigido, ma c'è una slide 150 minuti a settimana, per dimagrire si devono quasi raddoppiare, in realtà sono quasi 3 ore insomma, di camminata sostenuta e poi però 2 ore a settimana di esercizi che non necessariamente da carico pesante, isometria, da fermi per far lavorare la massa magra. Se ci sono disturbi alimentari, la psicoterapia, oggi siamo nell'era dei farmaci, di cui avete già parlato, quindi esiste proprio la terapia dell'obesità non acquisita da altre malattie come abbiamo sempre fatto, per esempio per il diabete, e la chirurgia bariatrica. Sulle diete, questo è lo stile che va per gravità. Quale dieta? Bene, la dieta mediterranea è una dieta patrimonio dell'UNESCO. Perché se abbiamo detto che la cellula è un'azienda e ha una linea di produzione, ha degli scarti metabolici, ovviamente, e si chiama spazzatura. Si chiamano radicali dell'ossigeno. Bene, cosa sono? Sono dei frammenti di molecola che potrebbero danneggiare le molecole, quindi le cellule, e allora intervengono gli alimenti spazzini. Quali sono? Frutta, verdura, olio d'oliva. Olio d'oliva meraviglioso, frutta, verdura, riescono a recuperare l'ottetto di questo atomo e stabilizzare la cellula. I nostri spazzini, devono essere presenti nella giornata. Ma l'unico segreto della dieta qual è? Della dieta ipocalorica, il piatto sano, come vedete qui, proteine per pasto.
Il cibo integrale, qua voglio chiarire una cosa, l'integrale viene dato alla comunità. Se dobbiamo parlare di prevenzione primaria, parliamo a chi non conosciamo. Poi nell'individuo spesso, questo è un mito da sfatare, spesso l'integrale non può essere consigliato se ci sono anemie, gastriti, ulcere, diverticolosi, insomma una serie di condizioni, per cui ma alla comunità sì, altrimenti cereali a chicco normali e gli alimenti spazzini. Proteine per pasto, questa è la regola geriatrica che mantiene eccola qui. E per chi mi è stato detto prima non mangia la carne o non mangia il pesce, dobbiamo raggiungere questo apporto anche con le proteine chimiche. Siamo nella nutraceutica, abbiamo veramente a disposizione di tutto. La medicina di oggi è una medicina diversa da quella di 30 anni fa e quindi abbiamo degli strumenti per poterci aiutare. Sappiamo che oggi le proteine non si riducono neanche nella cirrosi e neanche nell'insufficienza renale, e questo è bene dirlo. Questa è una novità. Non è una novità, ci sono le linee guida, però lo voglio dire perché mi è capitato, ahimè, di vedere pazienti che venivano con sarcopenici in modo indecente perché avevano questo retaggio culturale. Non è così, le linee guida parlano chiaro, bisogna valutare il filtrato glomerulare del rene, ma non si riduce la proteina, bisogna far calare tutto nell'individuo e cercare di mantenere comunque la massa magra, però anche nella cirrosi. Vengono date cibi aproteici come la pasta, biscotti, farine. E questa è la confusione, forse su questo bisognerebbe fare un po' di chiarezza, ma la società scientifica è molto chiara. Ora sono migliorati però. Beh, certo, sono sempre chiaramente prodotti industriali, però diciamo, chi è esperto di settore, medico e comunque si occupa di questa materia, non lo fa, nel senso che l'importante in questi pazienti è controllare il fosforo, il potassio, il filtrato glomerulare, poi vedere le comorbidità, è un po' complessa come cosa, ma le linee guida sono chiarissime, non si scende al di sotto di una, proprio perché altrimenti si comprometterebbe la funzione proteica, perché le proteine svolgono una funzione plastica, certo. Quindi si comprometterebbe poi anche la funzione di altri organi, come il cuore e la meccanica respiratoria. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, vediamo un po' l'attività fisica, avevo messo qualche slide sull'attività fisica, se la troviamo però qui, però comunque sono forse questi l'ho trovata la 74, perfetto. Okay. Però non riesco a farla vedere io in onda. Da qui, qual è? Ho visto che c'è un letto e poi... Perché questo è cosa dire al nostro paziente che è sfiancato, però forse era da queste parti qui. Vediamo, ok. No, questo è il farmaco. Questo è il famoso farmaco. Il famoso farmaco, sì, la tirzepatide, che sono non va così, vero? No, okay. Torniamo indietro. Forse è qui. Va bene, comunque sono quelle praticamente 150 minuti a settimana, eccola qua. Sì, era dopo il farmaco. 150 minuti perché gliela voglio far copiare, più che altro non va. Vediamo se riusciamo ad aprirla da qui, dove potrebbe essere. Eccola. Eccola. Perfetto. 150 minuti a settimana che però poi diventa intensa 240 minuti come dicevamo prima, quindi aerobica per dimagrire, però tutto calato nel contesto, perché poi se è un grande obeso, valgismo, piede piatto, queste cose certo, vanno tutte... Ogni cosa va calibrata, ogni cosa va calibrata, esatto. Sostenibilità fisica di ogni soggetto. Assolutamente, quindi con step by step per cercare poi di intanto non stare fermi, anche se si muovono intorno a un tavolo. Sì, comunque, infatti anche... Questo è il... Noi abbiamo una redazione, come ha visto, open space, e spesso la sfruttiamo per girare in tondo. Esatto, questo lo faccio anch'io quando sto seduta a studio. Quindi penso che queste sono, credo che abbiamo detto tutto, diciamo almeno quello che io volevo, cioè parlare del prediabete, parlare della obesità sarcopenica, di quali esami fare, di non colpevolizzare il paziente,
di non demonizzare le diete servono per seguire uno stile, nutrirci e modulare il codice genetico e il microbiota. E poi c'è il giorno, si sa, 1 o 2 giorni a settimana comunque è necessario. Non per ultimo i farmaci. I farmaci sono un grande aiuto, dalla più Cenerentola alla metformina. Ci è capitata la schermata per caso? Però la metformina non è un farmaco per dimagrire, aiuta per il diabete nasce. Sì, bravissimo, quindi aiuta a correggere il difetto metabolico che causa l'obesità, l'insulinoresistenza, quindi aiutando l'insulina a lavorare il paziente sblocca il suo mitocondrio. E lo stesso con gli altri farmaci. Ora questa tirzepatide, questo agisce sugli ormoni enterici, quindi il GLP-1 del colon, l'iliocolon e il GIP, che invece del duodeno, e il paziente diciamo rinasce perché praticamente si rende conto che riesce a seguire una dieta, comincia a vedere i risultati sulla composizione corporea e soprattutto è molto efficace sulla steatosi epatica. C'è molta curiosità su questo farmaco? C'è tanta curiosità che a breve sarà probabilmente prescritto anche ai bambini di 12 anni. Noi siamo un paese molto serio in questo, quindi diciamo bisogna seguire delle regole scientifiche, ma l'unica controindicazione potrebbero essere i calcoli della cistifellea, perché dimagrendo questa massa grassa arriva nella cistifellea, quindi se ci sono già dei calcoli si rischia la pancreatite, ma non ci sono altri, solo benefici. Il problema è l'obesità. Il problema è l'obesità. Grazie dottoressa Curti, è stato veramente un piacere nella giornata mondiale dell'obesità averla qui in studio. Naturalmente sono arrivate diverse domande, altre arriveranno durante le repliche, poi gliele girerò in questi giorni per dare qualche consiglio utile, e sono a vostra disposizione anche queste schermate utili che possono dare delle indicazioni da seguire, sempre con la massima tranquillità, serenità, sempre senza essere rigidi. È un messaggio positivo questo che abbiamo dato oggi ai nostri telespettatori. E come dicevamo, martedì prossimo torniamo in corsia con il dottor Carlo Chiodo, parleremo di chirurgia bariatrica, e poi il 18 marzo invece Angela Mazza, che ancora non ci ha detto di cosa vorrà parlare, però sono sempre argomenti legati all'endocrinologia con la tiroide oppure al diabete e prediabete. Abbiamo parlato parecchie volte con lei di questi aspetti. Grazie ancora e buona serata, arrivederci. A tutti.